Il responsabile regionale degli enti locali dell'associazione Codacons Giuseppe Di Rosa è stato convocato dalla Commissione parlamentare speciale di inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia per un'audizione che si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 11. La convocazione è stata firmata dal Presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici, che in precedenza aveva ricevuto una sollecitazione a firma del Presidente Schifani. L'audizione è stata chiesta dallo stesso Di Rosa a seguito dell'arresto del capo di gabinetto della Polizia Locale del Comune di Agrigento e dal successivo arresto di un consulente del sindaco sul PRG implicato insieme a un altro consulente sempre dal sindaco in caso di mafia ed appalti nel Catanese. La richiesta era stata inoltrata l'11 febbraio 24 per essere ascoltati dalla Commissione regionale antimafia e corruzione con la finalità di sollecitare un intervento ispettivo per valutare eventuali condizionamenti nel comune di Agrigento, più volte denunciati sempre da noi in precedenza. Di Rosa, nella sua qualità di responsabile regionale trasparenza enti locali del Codacons, ha sollecitato l'intervento per discutere su una serie di gravi irregolarità, presunti atti di corruzione che hanno riguardato il comune di Agrigento. Giuseppe Di Rosa attende ora di essere ascoltato dalla Commissione, auspicando che il suo intervento possa contribuire a far luce sulle vicende segnalate e a ripristinare la trasparenza e la legalità all'amministrazione comunale di Agrigento.